siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento domenicale con i risultati, le classifiche, gli ospiti e soprattutto i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Un saluto alla nostra prima penaltina, Lorena. Buonasera a tutti e buona domenica. Ciao Lorena, e un saluto va subito al nostro uomo dell'interregionale, nonché anche quello dell'eccellenza, il nostro Carmelo Puglisi, che oggi apre la trasmissione in postazione internet. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Diamo subito i riferimenti per mettersi in contatto con noi, naturalmente attraverso internet. Sì, allora c'è intanto il nostro sito www.programmapenalty.it, c'è ovviamente la nostra pagina Facebook che è Programma Penalty e poi c'è anche il nostro indirizzo email che è info@programmapenalty.it. Grazie Carmelo, oggi i temi saranno molto caldi perché dell'interregionale insomma i risultati non sono certamente molto a vantaggio delle squadre siciliane, anche se devo dire che il Messina continua comunque ad andare molto bene. Diciamo Ettore che oggi non parleremo solo di calcio perché sul web da ieri sera sta impazzando il caso Arcidiacono e l'esultanza con la maglietta, dopo approfondiremo il tutto. Perfetto, diamo subito un saluto e il benvenuto ai primi nostri due ospiti di questa puntata di Penalty, ovvero all'allenatore Antonio Richichi, attualmente al palo si dice, però prossimamente chissà arriverà qualche squadra. Ma speriamo bene. E insieme ad Antonio Richichi l'attaccante dell'Aci Sant'Antonio che partecipa al campionato di eccellenza, Antonio Costa. Ciao Antonio. Daniele Costa. Come? Daniele, scusami, perdonami. Daniele Costa, bomber di razza, dico bene Carmelo, è un bomber di razza. Assolutamente sì, e quest'anno sta confermando tutte le sue qualità, è un attaccante... Un acquisto importante per la C Sant'Antonio, secondo me la qualità principale di Daniele è che nonostante non sia più giovanissimo, mantiene ancora quelle caratteristiche di velocità, di scatto, di freschezza che aveva 10-15 anni fa. Che tra l'altro nell'interregionale e nell'eccellenza sono punti fondamentali per un giocatore che seppur avanti con l'età, insomma, diventano delle caratteristiche troppo importanti per la squadra. Allora partiamo dal presupposto che lui ancora non è molto avanti con l'età perché è un 83, ha 29 anni, però mantiene, lo vedevi giocare 10 anni fa, lo vedi giocare adesso, la velocità, lo scatto, il passo è lo stesso. Lui sorride perché evidentemente è d'accordo. Benissimo, allora partiamo subito, però prima dobbiamo subito comunque dare spazio ad un brevissimo spot pubblicitario. Sì. Benissimo. Lo vediamo insieme, ci vediamo tra poco. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte e retro a colori a 34,90 euro. Rientrati in studio e subito i risultati e la classifica del campionato di interregionale, quello che ci riguarda più da vicino perché ci sono tantissime squadre siciliane, il girone I. A te Lorena. A Messina, città di Messina, Ribera 0-1. A Paola, comprensorio Montalto, Agropoli 0-0. A Paternò, comprensorio Normanno, Noto 0-0. A Vallo della Lucania, Gelbison batte Ragusa 2-1. A Licata, Savoia 2-1. A Palazzolo Acreide, Palazzolo batte a Cireale 2-0. A Cavate Tirreni, Cavese Messina 0-1. Alla Mezzia Terme, San Biase Cosenza 3-4 e a Vibo Valencia, Vibonese Nissa 2-1. Continua il testa a testa nella zona alta della classifica tra il Gelbison in testa con 27 punti ed il Messina con 26, ma guardiamo il quadro completo.
In vetta troviamo Gelbison con 27 punti, segue Messina 26, Cosenza 25 punti, Comprensorio Montalto 21, Città di Messina e Ribera 20 punti, Savoia e Comprensorio Normanno 19, Ragusa 18 punti, Agropoli e Licata 16, Vibonese 14 punti, Cavese 13, Sambiase e Palazzolo 11 punti, Acireale 8, Nissa 4 punti, ultimo in classifica troviamo Noto con 2 punti. Ricordiamo inoltre Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti di penalizzazione. Passiamo subito al tabellino che riguarda la prossima giornata che si giocherà domenica prossima, domenica 25 novembre 2012. Queste le partite: Messina Licata, Acireale Vibonese, Agropoli Comprensorio Normanno, Nissa Gelbison, Noto Palazzolo, Cosenza Cavese. Allora, a questo punto Carmelo, cosa c'è da dire? Intanto sulla situazione dell'Acireale, che ha perso una partita importante perché ha perso uno scontro diretto probabilmente per la salvezza. Più che dell'Acireale va sottolineata la buonissima prova del Palazzolo e la cura Orazio Pidatella che funziona. Da quando il tecnico catanese è subentrato a Cacciola sulla panchina aretusea sono arrivati 2 successi su 2. La settimana scorsa ha vinto il derby a Noto, oggi ha vinto un altro derby importante con l'Acireale. Per il resto il Messina fa il suo dovere a Cava dei Tirreni, inaspettato tonfo interno invece del Città di Messina che perde in casa al Celeste con il Ribera grazie a un gol di Erbini. E questo Licata che continua a vincere. Il Licata che continua a vincere e continua a fare bene. Oggi però dobbiamo sottolineare che il Gelbison rimane in testa alla classifica, oggi ha superato per 2-1 il Ragusa, un Ragusa un po' appannato, un solo punto nelle ultime 2 partite, anche se seguendo sul web la gara del Ragusa si è svegliata tardi la formazione di Anastasi, probabilmente avesse giocato il secondo tempo a livello del primo, probabilmente un punto da Valle del Lucano avrebbe potuto portarlo via. D'oro, no? Sarebbe stato un punto prezioso. Il Gelbison è una partita importante questa, perché è stata una partita importante perché il Gelbison grazie a questo successo rimane in testa alla classifica. Sentiamo un po' anche il parere dei nostri ospiti, insomma, bene o male l'eccellenza e l'interregionale la conoscono anche troppo bene, direi. Parliamo subito dell'interregionale, parliamo con mister Richichi. Io insomma vorrei puntualizzare questa crisi dell'Acireale, un tuo parere? Ma io credo che ancora, anche se come dicevamo poc'anzi è stato oggi un incontro importante, che magari può essere letto come uno scontro salvezza, io ho visto la classifica e credo che l'Acireale a 8 e il Palazzolo a 11. Però nel giro di 7-8 punti ci sono ancora sì, 5-6 squadre. Molte squadre, quindi molte ancora secondo me anche prematuro. È un campanello d'allarme sicuramente, però è anche prematuro parlare di risultati già fatti e già scontati. Io credo che l'Acireale, per quello che è il contesto acese, lo conosco bene, ci ho giocato, infatti. so quanto ci tengono alla squadra, i tifosi. Io credo che ancora sia in tempo per dare un colpo di coda, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale. In Serie D è importante anche perché quest'anno la Serie D si è livellata molto verso l'alto rispetto all'anno scorso. Quindi bisogna veramente far quadrato, secondo me tra società, squadra, bisogna tifosi. un attimino fare il punto della situazione prima che diventi veramente irreparabile. Però non bisogna pensarci troppo tardi. Il tutto, no, però io credo che ancora siano in tempo per poter un attimino fare il punto della situazione. Il problema però, sai Carmelo. qual è, Antonio? Che l'Acireale fino a questo momento ha ostentato sicurezza, ci riprenderemo, ed effettivamente la squadra ha valori discreti. Derby col Paternò e gara di Palazzolo 0 punti, i campanelli d'allarme si stanno cominciando a fare più di uno. Sì, io ti potrei rispondere, ripeto, questo è un mio pensiero, quindi è opinabilissimo, potrei risponderti dicendo che il Palazzolo quest'anno ha iniziato con tutti i propositi, tutti i buoni propositi, anche perché c'era un ottimo allenatore, un ottimo preparatore, lo staff era di primo livello perché comunque li conosco. Cacciola, parliamo di Cacciola. Sì, parliamo di Cacciola, parliamo di Lorenzo Mirabella, parliamo di Maurizio, gente che conosco, gente che hanno lavorato insieme a me. Cosa è successo secondo te in questa prima quanto parte? Ma purtroppo sono per quello che ribadisco è il mio pensiero, sono delle fasi, dei momenti magari che ogni squadra può un attimino non assorbire le idee dell'allenatore e magari non esprimerle al meglio in campo.
Quindi può succedere. Insomma, tu dici che è tutto aperto ancora. Secondo me sì, ancora è Mentre prematuro. invece Daniele? Secondo me non è facile giocare da Ciriale, anche questioni di testa, perché c'è tanta pressione da Ciriale. Da Ciriale quest'anno è la cosa brutta, perché l'anno scorso c'era gente cattiva, che la salvezza e alla fine è riuscita a prendersela. Quest'anno Gente cattiva intendiamo gente di polso, gente insomma, che dal carattere forte, dal carattere forte. Sottolineiamolo perché magari No, gente sicuramente gente che è in mezzo a campo, certo. lottava. Quest'anno la Cirale con altri presupposti. Sì. La Cirale ha nomi come Ancione, come Tedesco, che ha fatto sempre campionati di vertice, e poi ora si stanno ritrovando nella zona, nella bassa Tu sei ottimista classifica. come il mister? Secondo me sì, però si vocifera da Cirale che ci sono anche problemi in società, e questo qua non aiuta. Questa voce. Questa voce gira, I e rumors che arrivano. quindi non Carmelo, è facile ora. I rumors sono veri allora? Vedremo. Sulle questioni societarie, fino a che non hai un quadro definito, è sempre difficile. Sicuramente il fatto che i risultati non arrivano poi va ad amplificare anche questo genere di situazioni. Intanto, Ettore, se sei d'accordo, possiamo continuare. Due parole andrebbero dette anche per il Noto, che oggi ha pareggiato a Paternò, ha ottenuto un punto importante dopo che in settimana comunque il presidente Musso si era fatto sentire, sia con delle dichiarazioni, ma si era fatto sentire anche concretamente, perché sono arrivati due giocatori: l'attaccante Tarquini, che l'anno scorso militava in prima divisione, addirittura nel Lanciano, che poi è stato promosso di Gautieri, e il difensore Di Pasquale, ex Milazzo. Quindi primi rinforzi in attesa che si apra il mercato a dicembre. Rinforzo ancora più pesante è arrivato per la Nissa. Infatti nella giornata di ieri è stato ufficializzato il nuovo presidente, che è Santo Prospero. Oggi la Nissa ha perso a Vibo Valencia, ma ha fatto una bella partita, è andato in vantaggio e se l'è giocata fino alla fine. Per chiudere il campionato di interregionale, vogliamo fare un pronostico anche degli incontri che ci saranno la prossima settimana. Per esempio il Noto a questo punto ha uno scontro importante contro il Palazzolo. Sì, questo è un derby estremamente sentito e importante. Io prima di chiudere, Ettore, volevo un pochettino anche raccontare la vicenda di cui si sta parlando, che sta tenendo banco già dato in questo momento, la vicenda di Pietro Arcidiacono. L'esultanza con la maglietta speziale innocente sta facendo un pochettino il giro del web. Domani tra l'altro gli atti saranno trasmessi alla Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio, e nel frattempo il giocatore, che tra l'altro l'anno scorso è stato compagno di squadra di Daniele Costa d'Adrano, è stato messo per il momento fuori rosa dal Cosenza. È una vicenda un po' delicata e tutta personalmente credo che non c'entrava assolutamente niente una cosa di questo genere. Un'esultanza dalle dichiarazioni che ha rilasciato il giocatore, voleva solo esprimere solidarietà ad un suo amico di infanzia, ad un ragazzo c'è stato un processo con un verdetto definitivo di Cassazione, quindi secondo me rispettiamo anche insomma, la giustizia, che ha fatto secondo me luce dopo 3 processi. Probabilmente a questo punto un risultato definitivo su questa insomma, vicenda di Speziale esiste. Tra l'altro il gol di Arcidiacono, per tornare a parlare di calcio, quel gol era pesantissimo, perché era il momentaneo 3-2 del Cosenza, il Cosenza poi per la cronaca ha vinto. Quindi momentaneamente fuori squadra. Momentaneamente fuori rosa. Va bene, allora vedremo gli sviluppi nel corso della prossima settimana. Grazie a Carmelo per quanto riguarda il quadro dedicato all'interregionale, e adesso è il momento di mandare qualche minuto di pubblicità e ci vediamo sempre qui tra poco con Penalty. A tra poco. Rientrati in studio, abbiamo già messo da parte il campionato di interregionale, ma prima di proseguire con i campionati di eccellenza, il girone A e il girone B siciliano, la nostra Lorena ha da comunicare le TV che ripetono la nostra trasmissione nella giornata di lunedì, e sono veramente in tanti, praticamente copriamo tutto il territorio siciliano. Sesta rete di Catania, per Catania e provincia, Palermo città, e Ragusa città e provincia. TRA di Acireale per tutta la zona acese e paesi etnei, Prima TV di Gerre per tutta la zona giarrese e paesi pedemontani dell'Etna, TGR di Randazzo per la zona dei paesi etnei, del territorio tra Randazzo e Lingua Glossa, Teleradio Ciclope per il territorio di Bronte, Maletto, Maniace e zona pedemontana etnea.
TVR Xenon di Caltagirone, per tutta la provincia del Calatino, Canale 8 di Avola, per la zona di Siracusa, città e provincia, Tele 8 di Trapani, per la zona di Trapani, città e provincia e per tutta la provincia di Palermo, Tele 90 di Messina, per la zona di Messina, città e tutta la provincia, e per ultima TVA di Agrigento, per la zona di Agrigento, città e provincia, e Caltanissetta, città e tutta la provincia. Vediamo se riusciremo a imparare tutto Pian a piano. memoria. Ci tentiamo per la prossima tentiamo. settimana, vediamo, facciamo una scommessa. Va bene. Benissimo, e a questo punto campionato di eccellenza, iniziamo subito con i risultati e la classifica del Girone A, giunto alla sua 11ª giornata. Ad Alcamo, Acragas 2-2. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Valderice 2-1. A Cammarata, Camarat, Riviera Marmi 1-1. A Mazzara del Vallo, Mazzara Bagheria 2-2. A Palermo, Monreale, Folgore Selinunte 0-2. A Raffadali batte Parmoval per il risultato di 3-2. A San Cataldese, Leonfortese 1-1 e a Marsala, San Giovanni Gemini 0-2. Si è fermato l'Acragas, si è fermato si fa per dire perché ha soltanto pareggiato, in testa comunque appunto abbiamo sempre la squadra guidata da Rigoli con 31 punti e a seguire un Atletico Campofranco che comunque non molla per niente con 25 punti, ma guardiamo la classifica al completo. Prima in classifica troviamo Acragas con 31 punti, segue Atletico Campofranco 25, San Giovanni Gemini 24 punti, Raffadali 23, Riviera Marmi 18 punti, Camarat e Alcamo 16, Parmoval 13 punti, Mazzara, Leonfortese e Folgore Selinunte 12, Bagheria 11 punti, Monreale 10, Valderice e San Cataldese 8 punti, ultima in classifica troviamo ancora Marsala con un punto. Ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. Prossimo turno, domenica prossima, domenica 25 novembre 2012, si giocherà la 12ª giornata. Questi gli incontri: Acragas Monreale, Bagheria Camarat, Folgore Selinunte Raffadali, Leonfortese Marsala, Parmonval Mazzara, Riviera Marmi Atletico Campofranco, San Giovanni Gemini Alcamo ed infine Valderice San Cataldese. Allora, Carmelo, si è fermato l'Acragas, un po' ci sorridiamo quando diciamo si è fermato l'Acragas, ha soltanto pareggiato e forse perso 2 punti, anche se dicono le cronache che un po' questo pareggio è sudato. È stata una bellissima partita quella di Alcamo, almeno da quello che abbiamo letto, e oggi l'Acragas ha rischiato molto perché è andato sotto con un'autorete di Vindigni. Nel primo tempo l'Alcamo ha avuto delle occasioni per raddoppiare, poi prima Continuo e poi Arena sono riusciti a ribaltare la situazione. L'Alcamo ha pareggiato con Messina sul finale, ma ha veramente sudato tanto oggi l'Acragas. La notizia è che comunque l'Acragas è uno squadrone e viaggia a vele spiegate verso la Serie D, anche perché, Ettore, noi non diciamo mai che in realtà l'Acragas era stato costruito per la Serie D, perché ad Agrigento quest'estate erano tutti convinti del ripescaggio, che poi non si è verificato. Però dobbiamo ribadire altrettanto che le inseguitrici non si fermano. Bella vittoria dell'Atletico Campofranco 2-1 sul Valderice. A sorpresa ha sofferto un po' il San Giovanni Gemini contro la Juniores, diciamo, del Marsala, visto che giocano i ragazzini, ha vinto pure il Raffadali, e un buon pari lo ha raccolto pure il Riviera dei Marmi a Cammarata. Una battuta velocissima anche con i nostri ospiti, la solita domanda: questo Acragas ammazza tutti? Mi sembra un po' il replay dell'anno scorso, nel senso che l'anno scorso parliamo dell'attuale allenatore dell'Acragas, sì, che Pino Rigoli, ha avuto in un certo qual modo la stessa situazione con il Ragusa. Sì. Si sperava in un ripescaggio, invece avevano fatto soltanto uno squadrone per l'eccellenza. Sì, ciò non toglie che bisogna dare i giusti meriti a questo allenatore, perché comunque dimostra sempre qualunque tipo di squadra. Dare sempre la motivazione giusta. E non è semplice perché avere tutti questi giocatori di prima linea, addirittura di categorie superiori, farli giocare in piazze dove ci sono notevoli pressioni,
e ottenere risultati con una certa facilità è una grande capacità, è vero, bisogna dargliene atto. Daniele, invece tu cosa pensi di questo girone in genere? Questo Campofranco potrebbe tentare l'impossibile? Tra l'altro ha anche perso lo scontro diretto con l'Akragas. Mi sembra un po' difficile perché, come abbiamo detto tutti, l'Akragas è stata fatta per la Serie D, per fare un buon campionato in Serie D. Quindi sicuramente il Campofranco, diciamo, fino secondo me gennaio-febbraio già finisce il campionato, l'Akragas va in Serie D. E quindi praticamente giocheranno soltanto per i playoff. Solo per i playoff, perché a parte l'Akragas poi tutte le dopo Campofranco, Camarat mi sembra, sono tutte dello stesso livello. Sì, è vero. Bene, ci fermiamo soltanto qualche istante? Sì, è il momento di un altro sponsor, amico di Penalty, guardiamolo insieme. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One a Catania in via Umberto 147, infoline 095 53 71 91. Parliamo adesso del girone B del campionato di eccellenza. Come al solito abbiamo Lorena pronta con i risultati e la classifica di questa giornata, l'11ª appunto del campionato di eccellenza, girone B. Ad Aci Sant'Antonio, Taormina 3-0. A Gela, Atletico Gela batte Rosolini 3-0. A Vittoria, Atletico Villafranca 1-0. A Mascalucia, Mister Bianco, Mazzarrà 1-2. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea batte San Gregorio 1-0. A Capodorlando, Orlandina Comiso 5-1. Ad Avola, Real Avola Modica 2-2 e a Brolo Tiger 2 Torri 0-2. La vittoria sonante dell'Orlandina nei confronti del Comiso per 5-1 fa volare la squadra messinese sola in vetta con 22 punti, ma guardiamo la classifica al completo. Prima in classifica Orlandina con 20 punti, segue Modica 20, Tiger, Vittoria, Nuova Igea e 2 Torri 19 punti, Mazzarrà e Aci Sant'Antonio 18, Taormina 16 punti, Mister Bianco 13, Real Avola 10 punti, Rosolini, San Gregorio e Atletico Villafranca 9 punti, Atletico Gela 8 e ultima in classifica ancora Comiso con 6 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Anche per questo girone diamo il tabellino delle partite che si disputeranno la prossima settimana. Domenica 25 novembre 2012 si giocheranno Atletico Villafranca Orlandina, Rosolini Nuova Igea, Comiso Aci Sant'Antonio, 2 Torri Vittoria, Mazzarrà Real Avola, Modica Tiger, San Gregorio Mister Bianco ed infine Taormina Atletico Gela. Allora Carmelo, e nel frattempo magari la nostra regia può già quasi tra qualche istante fare partire le immagini di Mister Bianco Mazzarrà, diamo un quadro di questo girone dove ancora una volta l'Orlandina sembrerebbe avere una piccola marcia in più, poi sentiremo anche i nostri ospiti. La marcia in più ce l'ha l'Orlandina, però c'è da dire che oggi il Comiso non era uno sparring partner in grado di poter tenere testa alla formazione di Raffaele, che in questo momento però oggettivamente ha qualcosina in più. Oggi l'Orlandina ha passeggiato sul Comiso, una gara che non ha avuto storia dal primo all'ultimo minuto, ma l'Orlandina deve dire grazie anche al nuovo allenatore dell'Avola, che sia Antonio Richichi che Daniele Costa conoscono bene. Oggi ad Avola esordiva Lucio Tosto, ad Avola esordiva sulla panchina Lucio Tosto e ha fermato il Modica sul 2-2. L'Avola oggi ha fatto veramente una bella partita, era andato in vantaggio con Frittitta, poi il Modica era riuscito a rimettere in careggiata la partita e poi comunque l'Avola con Gaudio aveva acciuffato il pareggio. E visto che abbiamo portato fortuna, ogni allenatore che viene qui ed è senza squadra, subito dopo trova squadra. Lucio Tosto l'abbiamo avuto ospite
appunto qualche settimana fa ed è arrivata alla panchina e siamo contenti per Lucio e auguriamo veramente al tecnico tanta buona fortuna. Proseguiamo. Oggi ha intanto esordito bene, però il campionato comunque rimane apertissimo, anche perché le squadre che sono a ridosso della vetta non mollano. Il Vittoria oggi ha vinto in casa, seppur soffrendo contro il Villafranca. Anche la Nuova Igea ha vinto tra le mura amiche contro il San Gregorio, ma il colpo, forse la vittoria più importante di questo turno, l'ha ottenuta nel derby messinese, il Due Torri, che ha espugnato il difficilissimo campo di Brolo. Questo Due Torri che sembra quasi poi dopo che cosa succede non si riesce Due Torri, mai a capire. Ettore, però manca il punto conquistato sul campo a Taormina, che poi gli è stato revocato dal giudice ma dicevo sportivo. il Due Torri, e questo poi insomma è un punto che voglio sottolineare anche con i nostri ospiti, il Due Torri è sempre una squadra che ha delle grosse qualità, però poi strano, nella classifica finale arriva sempre quasi a ridosso, sembra quasi un'incompiuta. Richichi. Dalle esperienze che ho conosco benissimo questo girone, sia da giocatore che da allenatore. Vi posso dire una cosa, che riallacciandomi al discorso del Comiso, bisogna anche dire che oggi il Comiso è andato con un gruppo di ragazzini, perché aveva 3-4 tra i giocatori più importanti, addirittura con legamenti ci sono proprio ridotti alla... Stanno messi male, diciamo. Però so che comunque si stanno un attimino attrezzando per cercare di rialzarsi un po' in classifica. Per quanto riguarda il Due Torri, l'Orlandina, cioè le squadre del Messinese in generale sono squadre comunque che non hanno una costanza nei risultati. Lo dicono proprio i numeri, cioè la statistica degli anni. Però è anche vero che sono squadre che quando c'è da uscire fuori nelle partite che contano lo fanno senza nessun problema. L'Orlandina, e qui parlo con Costa, 22 punti in questo momento è in testa, ma il Modica però mi sembra anche molto ben attrezzato per poter dire la sua in questo girone B del campionato di eccellenza. Guarda, il Modica è, come si dice sempre in giro, nel girone B è la favorita per vincere il campionato, perché ha nomi importanti come Arena, Cirillo in avanti, Sapienza dietro. L'Orlandina, diciamo, secondo me è un passo indietro. Diciamo che l'Orlandina la mette nello stesso piano del Due Tori e del Tiger. Dopodiché è un campionato... Il Vittoria è in fase calante? Sì, il Vittoria diciamo era partita per la salvezza e quindi secondo me il Vittoria è andata bene all'inizio, ma come si sta vedendo mano a mano i valori si stanno, come si dice... Stanno venendo fuori. I limiti vengono fuori. I limiti vengono fuori perché loro hanno 12-13 giocatori, ma poi ci sono infortuni, squalifiche e non ci sono i rimpiazzi. Certo, Carmelo. Tra l'altro va sottolineato che questo turno non è stato entusiasmante per due catanesi su 3. Ha perso male il mister bianco in casa con il Mazzarà, come abbiamo visto dalle immagini, ha perso il San Gregorio a Barcellona, come abbiamo detto, però Daniele ha vinto bene ieri l'Aci Sant'Antonio contro il Taormina, un successo netto, la doppietta di Vettura, il gol da calcio d'angolo di Francesco Cordova. Ieri avete forse giocato la più bella partita di questa stagione, in una stagione in cui state facendo vedere veramente un bellissimo calcio. Sì, guarda, io ti posso assicurare da 2 mesi che sono qua, perché sono andato a settembre di Sant'Antonio, intanto c'è un bellissimo gruppo, la cosa fondamentale della nostra squadra è il gruppo. Poi non solo ieri col Taormina, ma secondo me la migliore partita che abbiamo fatto è anche col Modica, quando abbiamo vinto 2-0. Noi siamo una squadra, diciamo, con non tantissime esperienze, perché parte 2-3 giocatori, vengono la maggior parte dalla promozione, hanno fatto sempre campionati di promozione, per alcuni è il primo anno di eccellenza. Però con 2-3 noi che stiamo mettendo un po' di esperienza ci possiamo divertire veramente, perché fra le mura amiche siamo devastanti. Infatti è risaputo questo entusiasmo che c'è ad Aci Sant'Antonio, anche Mister Ricca ce l'ha detto, sì. Insomma conosciamo che esiste una buona forza e sicuramente arriveranno a questo punto i risultati. risultati. Ora anche l'entusiasmo dei tifosi, perché ieri c'erano più di 100 tifosi ad Aci Sant'Antonio, io non ho visto mai
quando andavo c'era il derby a Cicatena di Sant'Antonio in eccellenza, sempre i catenoti erano di più, invece veramente di C'è Sant'Antonio... voglia di calcio da Sant'Antonio. Sì, sì, sì. D'altra parte la struttura insomma è degna, no? Bella. Sotto questo punto di vista. Va bene, allora chiudiamo quindi questa Invece, parentesi. una Sì. battuta però con Antonio anche Sì. sulla, tra Anche virgolette, se poi Antonio rimarrà con noi per la piccola promozione, crisi eh? del Mister Bianco. Volevo anche sapere, Mister Bianco, 2 o 3 settimane fa parlavamo di playoff. Oggi invece, secondo me, dopo il risultato odierno, bisogna iniziare un po' forse a guardarsi dietro. Ecco. Ma io conosco bene la situazione di Mister Bianco perché comunque sono stato Toccate chiamato, e fuga, diciamo. sono stato chiamato quest'estate Toccate dal e direttore fuga. Gigi Chiavaro. C'è una situazione tranquilla sotto l'aspetto societario, sotto l'aspetto della squadra. Io credo una cosa, io credo che il campionato di eccellenza, girone B, a differenza del girone A perché sta facendo, come abbiamo detto, una corsa a sé, credo che inizi a gennaio il vero campionato, perché si vedrà realmente la forza delle società, si vedrà realmente il valore delle squadre, quindi penso che ancora sia un attimino prematuro. La squadra di Mister Bianco è una squadra arcigna in tanti reparti, soprattutto negli under. Io ho trovato degli under fortissimi che non vedevo da qualche tempo. Sono sicuro che sia una classifica molto corta, come avete visto, credo che nel Sì. giro di 4-5 punti. Sì, è molto corto, il girone B è molto corto, sì. è vero. Quindi io penso che a gennaio, fine gennaio, ci sarà il reale specchio proprio del questo valore girone effettivo del soprattutto. girone. Sì. Perfetto, benissimo. Allora intanto ringraziamo Carmelo Puglisi che come al solito è stato importantissimo per quanto riguarda l'interregionale all'eccellenza. Con te l'appuntamento è fissato alla prossima settimana. Ci vediamo domenica prossima. Perfetto, e volevo salutare anche Daniele Costa, il bomber dell'ACI Sant'Antonio, a cui auguriamo chiaramente un buon proseguo di campionato. Grazie. E continuate così perché secondo me state facendo un lavoro straordinario, mentre invece Mister Chiki lo tratteniamo perché dobbiamo parlare del campionato di promozione. Marginalmente lo hai seguito quest'anno, insomma lo hai anche vissuto in prima persona fino a qualche stagione fa. Noi salutiamo anche Lorena. Sì. Perfetto, perché tra poco arriverà la Giada. seconda penaltina Giada. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Rientrati in studio, a questo punto andiamo ad affrontare il campionato di promozione e diamo subito un saluto particolare a mister Aldo Musumeci del campionato di prima categoria. Parliamo del Militello, oggi è andata male, parleremo dopo di questo momento un po' strano del Militello dopo una partenza a razzo. È rimasto con noi chiaramente, come abbiamo anticipato qualche istante fa, mister Richichi. In possessione internet per parlare anche del campionato di promozione abbiamo Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Ben ritrovato, e qui accanto a me l'altra bellezza di penalty, perché noi abbiamo due belle ragazze e sono due belle ragazze veramente, perché non stiamo scherzando. Dopo Lorena arriva Giada. Buona domenica a te Ettore e buona domenica a tutti voi. Perfetto, Giada Di Mauro pronta con i risultati e chiaramente anche le classifiche dei 4 gironi del campionato di promozione, ed iniziamo subito con il girone A del campionato di promozione, campionato che è giunto alla sua 11ª giornata. Diamo subito chiaramente i risultati di questo girone A. A te Giada. A Corleone, Atletico Corleone, Sera di Falco 3-1. A Cianciana, Campobello di Mazzara, sospesa per pioggia. A Carini, Strasatti 2-1. A Trapani, Dattilo, Scandeberg Piana 1-0. A Mussomeli, Aragona è stata rinviata. A Favara, Profavara, Canicattì 1-1. A Salemi, batte Terasini 3-0. A Sciacca, Partini Caudace 2-0. In testa abbiamo un terzetto, il Profavara, Sciacca e il Dattilo con 21 punti. Questo è il quadro completo però. Andiamo avanti, Sera di Falco 19 punti, Canicattì e Salemi 18, Strasatti 17 punti, Atletico Corleone 15, Terasini e Cianciana 14, Aragona 13, Scandeberg Piana 11 punti, Carini 10, Campobello di Mazzara 9, Partini Caudace 8 e chiudiamo con Mussomeli 5. Ricordiamo che Aragona, Cianciana, Partini Caudace e Profavara hanno una partita in meno,
Campobello di Mazara e Mussomeli 2 partite in meno. Sottolineiamo che il Favara, seppur in testa, ha una partita in meno. Dico bene, Alessio, no? Sì, virtualmente il Pro Favara potrebbe essere in testa a questo girone A di promozione, avendo appunto una partita in meno. Seguono con 21 punti sempre Sciacca e Dattilo, oggi rispettivamente vittoriose in casa con il Partinico Audace e lo Skanderberg Piana. Nel prossimo turno, gara importante, Canicattì Sciacca, il Pro Favara farà visita al Campobello di Mazara, mentre il Serra di Falco ospiterà il Dattilo. Proseguiamo, passiamo subito a parlare del girone B del campionato di promozione. Anche in questa occasione siamo giunti all'11ª giornata, risultati e classifica. A Terme Vigliatore, Ciappazzi Cefalù 1-0. A Collesano Igea Virtus 3-4. A Palermo Delfini Vergine Maria Montemaggiore 0-1. Mamertina Spadaforese 0-0. A Termini Merese, Real Calcio Equipe Palermo 2-0. A Sant'Agata di Militello, Sant'Agata batte Patti 4-2. A Milazzo, Sacro Cuore Milazzo, Rocca di Caprileone 1-3. A Torregrotta batte Cus Palermo 3-1. Con questa vittoria in campo esterno, il Rocca di Caprileone in testa con 26 punti. Questa è la classifica completa. Rocca di Caprileone 26 punti, seguito da Igea Virtus 23, Cefalù 22, Spadaforese 20, Montemaggiore 19, Sacro Cuore Milazzo 18 punti, Ciappazzi e Sant'Agata 16, Torregrotta 15, Mamertina e Real Calcio 14, Cus Palermo 9, Equip Palermo 8, Patti 7, Collesano 5 e chiudiamo con Delfini Vergine Maria 2. Ricordiamo che Collesano e Montemaggiore hanno una partita in meno. Solamente 3 i punti di distacco tra il Rocca di Caprileone e l'Igea Virtus. Alessio. Sì, probabilmente l'Igea Virtus ha pagato lo scotto delle prime giornate, infatti ha perso qualche punto nelle prime giornate. Adesso si sta riprendendo e la distanza tra la prima posizione e la seconda è di soli 3 punti. Oggi l'Igea Virtus ha comunque sofferto, ma vinto per 4-3 in trasferta contro il Collesano, mentre il Rocca di Caprileone ha vinto per 3-1 contro il Sacro Cuore Milazzo. Sconfitta pesante per il Cefalù che esce sconfitto per 1-0 contro il Ciappazzi. Perfetto, chiudiamo quindi a questo punto questa prima parte dedicata al campionato di promozione con il girone A e il girone B, perché ci dobbiamo fermare. Sì, un minuto di pubblicità con Spice Sport Innovation. Spice Sport Innovation, abbigliamento sportivo Onze, Max, Ioma e delle marche più prestigiose. Specialista nella fornitura di abbigliamento tecnico sportivo. Vasto assortimento di targhe, coppe, trofei, tutto per la piscina per grandi e piccoli. Spice Sport Innovation, in collaborazione con la società dilettantistica Città di Mascalucia, organizza il centro addestramento Scuola Calcio presso il centro sportivo Sport Innovation con istruttori qualificati. Spice Sport Innovation, via Regione Siciliana 3, Mascalucia. Il nostro impegno per le vostre energie. Adesso parliamo del girone C e del girone D, 2 gironi importanti perché insomma così avremo anche modo di sentire un po' il parere dei nostri 2 ospiti. Iniziamo subito con il girone C, risultati e classifica. A Nissoria, a Gira Nissoria, Fiume Freddese 1-1. A Belpasso, Enna 3-0 a Tavolino. A Nicosia, Real Giarre 0-2. A Santa Venerina, Real Santa Venerina, Pistunina 0-1. A Messina, Riviera dello Stretto, Via Grande 0-1. A Calascibetta, San Sebastiano batte Real Belpassese 1-0. A Catania, Scommettendo, Randazzo 0-3. A Santa Teresa di Riva, Sportinsieme, Troina 1-0. Tra Real Belpassese e Belpasso, ecco spuntare il gruppo ennese del San Sebastiano, che a questo punto va in vetta con 25 punti, ma guardiamo la classifica completa. San Sebastiano in vetta con 25 punti, seguito da Real Belpassese e Belpasso con 24, Real Giarre e Via Grande 23,
Randazzo 19, Fiumefreddese e Pistunina 16 punti, Agira Nissoria 15, Troina 13, Riviera dello Stretto e Sportinsieme 12, Nicosia 8, Real Santa Venerina 6, Enna 5 e Scommettendo -3. Ricordiamo che Enna, Pistunina, Randazzo e Sportinsieme hanno una partita in meno, Enna 2 punti di penalizzazione, Scommettendo 3 punti di penalizzazione. Allora Alessio, tra i due litiganti il terzo gode praticamente, a questo punto spunta il San Sebastiano in vetta. Teoricamente oggi è stata una giornata importante perché ha visto di scena sia il San Sebastiano schierarsi contro la Real Belpassese, ha avuto la meglio la formazione ennese del San Sebastiano vincendo per 1-0 in una gara abbastanza sofferta per la Real Belpassese, che non dà continuità alla vittoria del derby di domenica scorsa contro il Belpasso. Ne ha approfittato di questo passo falso il Belpasso, che a sua volta ha vinto a tavolino contro l'Enna per 3-0. La formazione ennese non si è presentata al comunale di Belpasso e ha regalato letteralmente i 3 punti alla formazione del Belpasso. È ben più complessa la situazione in coda, dove la Scommettendo colleziona un'altra sconfitta, rimanendo appaiata all'ultima posizione. Però hanno con perso meno 3 sul campo, punti. non hanno perso per rinunce. Sì, stranamente sì, però aspettiamo qualche altra trasferta possibilmente. È vero. Mentre l'Enna potrebbe seguire, chissà, la scia della Scommettendo, infatti è alla prima rinuncia proprio contro il Belpasso. Sentiamo un po' il parere dei nostri ospiti. Allora, mister Richichi, questo San Sebastiano che vola in vetta, alle sue spalle abbiamo questa accoppiata in casa belpassese, no? Tra Real Belpassese e il Belpasso. Sì, c'è da dire che la nota dolente è l'Enna, che vedere una squadra così blasonata. Vecchia storia ormai diventata in queste categorie. Veramente triste. No, il San Sebastiano secondo me non è una sorpresa, che è una squadra comunque che è stata allestita per vincere il campionato. Era risaputo dall'inizio, hanno cercato forse qualche innesto nell'ultimo periodo prima che si chiudessero Forse le liste. hanno tardato un po' a Per carburare. cercare, sì, ma che io sappia hanno cercato parecchi giocatori anche del catanese, che io sappia erano partiti per vincere il campionato. Per quanto riguarda l'accoppiata di Belpasso è una bella... Però fa piacere questa cosa è una nota positiva, uno stimolo in più per entrambe le squadre, per il paese, non si vedeva credo da parecchio tempo una condizione del genere. Il Viagrande, mentre ne parlo con mister Musumeci, il Viagrande, che insomma tu hai avuto modo di seguire lo scorso anno perché avevi il settore giovanile, allenavi gli allievi, il Viagrande è lì, pronto probabilmente al primo grande passo falso delle due squadre di Belpasso. Sì, il Viagrande quest'anno ha una squadra molto giovane, ben messa in campo dal mister Buttò, stanno facendo bene, ma diciamo che è un paio di anni che il Viagrande a livello di prima squadra fa decisamente bene. L'anno scorso per tutto il campionato fu imbattuto, quindi è una realtà che ormai nel campionato di promozione si è affermata. Mi sembra interessante invece notare, proprio rispetto alle formazioni che sono in testa, riflettevo proprio oggi su questa cosa, che gli allenatori sono tutti giovani. I Dignoti, che viene dal settore giovanile, ha vinto un sacco di campionati. La del calcio siciliano. Andrea Stella, che ha un'esperienza solo di prima categoria, e Buttò, che insomma comunque è sempre un giovane. Quindi questo mi sembra... Richichi è giovane comunque come allenatore. Richichi è bravo e giovane. Io devo dire che ero in panchina a Viagrande, a parte che è un signore che è una cosa rara trovare. È vero. Devo dire, però quando... Poi volevo dire la cattiveria, la posso dire? Sì, prima però fammi finire di dire. E poi un allenatore che non porta sponsor. Ah, questo non lo posso sapere. Era una battuta, però non devo essere assolutamente Io ricordo polemica. un Atletico Catania Viagrande, l'Atletico Catania, quando l'Atletico vinse il campionato di promozione, mi impressionò parecchio. Alessio, per chiudere questo girone? Sì, agganciandomi al discorso inerente a mister Richichi. Mister, io volevo farti proprio una domanda. Tu hai salvato praticamente il primo anno da allenatore e il lingua glossa con ben 16 ragazzi. Il secondo anno hai preso l'Atletico Catania dall'ultima posizione e l'hai portato ai playoff. Il terzo anno hai vinto con l'Atletico Catania un campionato e adesso perché non alleni? La risposta l'ha data lui 2 minuti fa. Sì, l'ho Anzi, data 2 io. secondi fa. Io voglio sperare che cambi questa cosa prima o poi. Chiudo subito una parentesi. Io ho sempre giocato a calcio una vita. Io mi auguro che esista, come dicevano i vecchi,
il famoso sistema meritocratico. Dove? Nel calcio siciliano? Ma mi sa tanto che è pura utopia. Credo che la risposta giusta l'abbia data lui. La mia non voleva essere assolutamente polemica, però ultimamente insomma vedo, sento e osservo molto. Purtroppo quindi. è così. Benissimo, chiudiamo la parentesi del campionato di promozione, lo facciamo subito insieme a Giada con il girone D. Anche in questa occasione parliamo dell'11ª giornata. A Siracusa, Rarinantes, Real Ragusa 2-1. A Caltagirone, Atletico Catania 0-0. Ad Aci Catena, Aci San Filippo batte Enzo Grasso 1-0. A Siracusa, Ellenica Scordia 0-4. A Niscemi, Real Niscemi, Città di Augusta 0-3. A Mascalocia, San Pio X, Santa Croce 0-3. A Scicli, Mascalucia 1-0. A Sant'Agata di Battiati, Sporting Battiati, Sant'Angelo Licata 0-0. La vittoria fuori casa nel siracusano della squadra dello Scordia fa sì che la squadra di Serafino continui ad essere sempre leader di questo girone D del campionato di promozione. Ma guardiamo la classifica. Scordia 26 punti, San Pio X 22, Città di Augusta 21, Santa Croce 19, Aci San Filippo 18, Atletico Catania 17, Sporting Battiati 16, Enzo Grasso, Sant'Angelo Licata e Scicli 15, Real Ragusa 14, Rarinantes 13, Caltagirone 12, Ellenica 10, Mascalucia 7 e Real Niscemi 2. Possono già partire le immagini realizzate da Alessandro Famà che riguardano la vittoria sonante, devo dire, in casa della San Pio, della squadra ragusana del Santa Croce, pensate un po', 3-0, e su queste immagini abbiamo subito il commento di Alessio. Sì, allora ieri la San Pio X è uscita sconfitta per 3-0 contro un ottimo Santa Croce. Da dire che la San Pio X ieri ha giocato con tante riserve. Infatti il risultato, diciamo, è che rispecchia i valori espressi in campo. Oggi infatti ho parlato anche con il DS Milazzo, ha confermato che il Santa Croce è una grande squadra, la San Pio non meritava né la vittoria né tantomeno il pareggio, infatti una sconfitta che ci sta. Onore anche ai dirigenti della San Pio che hanno accettato con tranquillità la sconfitta. Il nostro inviato Alessandro Famà ci ha detto appunto che questo Santa Croce è veramente una squadra forte, veramente forte, sì. E probabilmente insomma se la giocherà sino alla fine con le altre squadre che in questo momento sono nella zona alta, su tutti questo Scordia che comunque continua a vincere. Sì, hanno delle buone individualità, hanno giocato con il 4-5-1, hanno due esterni che oltre ad essere molto veloci hanno grande tecnica e qualità. Hanno schiacciato letteralmente il centrocampo della San Pio. Sono stati bravi, è una squadra che gioca, fa girare la palla e concretizza abbastanza. Perfetto, e chiudiamo questa parentesi, lo facciamo con il nostro ospite che ci lascia, ci abbandona, perché proseguiremo a parlare di prima categoria e insomma credo che non sia una categoria che ti appartenga molto. Adesso non voglio essere giustamente una persona che dà le lodi soltanto a quelli che allenano nelle categorie superiori, però è anche vero che insomma la tua esperienza ti porta a categorie di una certa elevatura e insomma dalla promozione in poi credo che tu possa ampiamente meritare un posto in prima linea. No, io ti ringrazio, partendo dal presupposto, ma lo penso veramente, chi mi conosce sa che ragiono con questa chiave di lettura. In tutte le categorie c'è da imparare. Io non vi nascondo che vado a vedere allenamenti perché comunque prendo spunti, certo. Bisogna essere umili e ti aggiorni di crescere e andare avanti. Io volevo chiederti soltanto sullo Scordia, se è una squadra che ti ha impressionato, se hai avuto modo di vederla. Io ho visto sia lo Scordia, ho visto sia la San Pio. Ci può stare una sconfitta in casa, non è la fine del mondo, né quantomeno bisogna fare drammi. La San Pio ha un organico di prima linea, altrettanto lo Scordia. Ben guidate entrambe le squadre, sono convinto che fino alla fine sarà una lotta a due entusiasmante. Però non sottovalutiamo il Città di Augusta perché lì, è lì. Lo pensavo poc'anzi, perché il Città di Augusta ha cambiato parecchio in queste settimane e a dicembre sicuramente farà una squadra
per andare a rattoppare dove ha E domenica bisogno. prossima c'è Città di Augusta San San Pio, Pio, quindi lì avremo ci modo sarà. di capire ancora di più la forza Sì, della sì, squadra sì. siracusana. Grazie ad Sicuramente. Antonio Richichi, buona Grazie a fortuna. Hai visto? Tosto ha trovato squadra. Sì, tra l'altro è un quindi amico mio, quindi porterà fortuna mi anche fa questa tua piacere. presenza qui a Ma Penalty. io lo spero, grazie per avermi invitato. Grazie a te. Salutiamo anche Alessio, come al solito sempre importante la sua presenza nel campionato di promozione. Ciao, Grazie Ettore, Alessio, che a continua domenica prossima. chiaramente a lavorare in redazione. Noi ci fermiamo perché? Perché adesso abbiamo lo spot pubblicitario di DCR Ricambi. La DCR Ricambi, con esperienza ventennale nella distribuzione di ricambi e accessori auto all'ingrosso, oggi si propone anche al dettaglio, con prodotti di primo impianto delle migliori case produttrici, e propone una vasta gamma di lubrificanti a prezzi imbattibili. Venite a trovarci. Visita il sito www.dcrricambi.com. Ci trovi anche su Facebook. Dopo questo piccolissimo break pubblicitario diamo subito i nomi delle TV che praticamente irradiano la trasmissione Penalty in onda su Sesta Rete di Catania, in diretta la domenica a partire dalle ore 19 e in replica dopo le 23 e in replica anche nella giornata del lunedì mattina a partire dalle 8:30, mentre nel corso della giornata del lunedì in molte TV praticamente su tutto il territorio siciliano. Vogliamo ricordare le TV? Sì, ovviamente Sesta Rete di Catania, TRA di Acireale per tutta la zona acese e paesi etnei, Prima TV di Giarre per tutta la zona giarrese e paesi pedemontani dell'Etna, TGR di Randazzo per la zona tra Randazzo e Lingua Glossa, Teleradio Ciclope per il territorio di Bronte, Maletto, Maniace e zona pedemontana etnea, TVR Xenon di Caltagirone, Canale 8 di Avola per la zona di Siracusa città e provincia, Tele 8 di Trapani, Tele 90 di Messina, TVA di Agrigento. Bene, a questo punto ci dobbiamo veramente fermare, tra poco rientreremo in studio e parleremo del campionato di prima categoria. A tra poco. Questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, e ritorna a grande richiesta all'interno della nostra trasmissione adesso una rubrica importante, i campioni di penalty. Alessio Di Mauro ha preparato per voi, fedelissimi del calcio che conta, una figura importante, quella di Zico. Guardiamola insieme. Il suo vero nome è Arthur Antunes Coimbra, ma tutti lo conoscono come Zico. Il giocatore brasiliano più famoso della storia dopo Pelé nasce a Rio de Janeiro il 3 marzo del 1953. Dopo essere cresciuto nei campi polverosi e violenti del quartiere, viene notato dal Flamengo, che lo recluta all'età di 13 anni. In Brasile eravamo abituati a giocare sulla strada, sulle ville, i campi di sabbia, bastava un pallone perché senza scarpe, senza niente, anche senza maglia, solo il short, giocavamo sulla strada. Dopo allenamenti e potenziamenti muscolari, nel 1973-74 Zico conquisterà definitivamente la maglia numero 10 del Flamengo. La partita della consacrazione sia contro gli jugoslavi dello Zelenikar, dove Zico sigla una doppietta. Il campione è definitivamente sbocciato e da lì nasce la leggenda del Galigno, il Galletto.
Nel 1980 Zico vince con il Flamengo il suo primo campionato brasiliano e in una tournée di primavera impressiona tutto il mondo sportivo. Nel novembre del 1981 il Flamengo affronta la squadra cilena del Cobreloa per la conquista della Coppa Libertadores, la Coppa dei Campioni sudamericana. Zico trascina la sua squadra a suon di gol e porta il Flamengo in cima al Sud America. Il 12 dicembre 1981 il Flamengo vince la Coppa Intercontinentale, battendo 3-0 il Liverpool. Zico verrà premiato come miglior giocatore con una Toyota. Nel mondiale dell'82 in Spagna, il Brasile, un po' a sorpresa, viene eliminato dall'Italia, ma Zico disputerà un mondiale di alto livello. Nel 1983 il Flamengo trionfa ancora una volta nel torneo nazionale e nella finalissima contro gli eterni rivali del Santos non può mancare la firma del Galigno, fra le reti che fissano il risultato sul 3-0. A 30 anni compiuti Zico decide di cercare nuovi stimoli, accettando il trasferimento in Italia alla corte dell'Udinese. Contro gli jugoslavi dell'Hajduk l'Udinese vince 3-1 e il brasiliano firma la rete del 2-0. Le prime apparizioni del Galigno fanno luccicare gli occhi. Quel che si vede è meraviglia pura. Le amichevoli fanno registrare il pienone al Friuli e Zico offre continui saggi di spettacolo. Zico incanta e trascina l'Udinese nelle zone alte della classifica, ma nel girone di ritorno la società sbanda e tra litigi e incerte prospettive la squadra scivola al 9° posto. La stagione 84-85 l'Udinese riduce le proprie ambizioni fissandosi l'obiettivo della salvezza, ma Zico decide di continuare comunque con la maglia friulana per un'altra stagione. Un brutto infortunio lo costringe a star fuori per gran parte del torneo, rientrando nel finale di campionato siglando 2 reti all'Inter e Juventus. Dopo l'esperienza italiana, Zico non può che tornare al suo primo amore, il Flamengo. Il suo cammino però è reso arduo da un infortunio al ginocchio, patito in campionato, che lo costringe a stare fuori a lungo e subire un intervento chirurgico. Ma Zico non molla e riesce a rientrare per la fase finale del campionato e a partecipare al Mondiale del Messico 1986, nonostante il ginocchio faccia ancora male. Zico in Messico gioca a scampoli di partita e viene eliminato dalla Francia di Platini. Per Zico, il terzo titolo sfumato racconta con precisione qual è il limite della sua carriera. Non avere giocato mai una finale mondiale, pur avendo fatto parte di una generazione di campioni senza eguali. Il 6 febbraio del 1990 Zico, con la maglia del Flamengo, dà l'addio anche allo stadio che lo ha cullato per tutta la vita, il Maracanã, dopo 730 presenze e 508 gol in campionato. Zico rappresenta uno dei giocatori brasiliani più prolifici della storia, il 9° giocatore più forte del XX secolo, ed oggi, in veste di allenatore, chissà se si ritroverà ad allenare un nuovo Zico.
Che bella scheda quella di questa settimana, un bravo, veramente grandissimo al nostro Alessio Di Mauro per la sua bravura nel raccontare la storia di un grande campione brasiliano che è stato Zico. Bene, a questo punto parliamo del campionato di prima categoria. Prima di andare a presentare l'altro ospite e anche il coordinatore per quanto riguarda penalty del campionato di prima categoria, il nostro Luca Loisi, voglio salutare subito in postazione internet invece Salvatore Angemi. Ciao Salvo. Buonasera a tutti. Diamo subito i riferimenti per mettersi in contatto, perché so che sono arrivate anche parecchie mail. Sì, già sono arrivate 2 mail. Allora, la mail è info@programmapenalty.it, mentre la pagina Facebook è solo Programma Penalty. Mentre il sito ovviamente è www.programmapenalty.it, dove potete trovare anche il nostro muro, dove potete lasciare i commenti, i suggerimenti, le proteste, le opinioni, però prima dovete registrarvi e quindi accedervi. Vogliamo anche ricordare una cosa molto importante, che nel nostro sito potete anche rivedere le puntate delle settimane precedenti. Esattamente, c'è proprio archivio puntate. Puntate, possono andarsi a rivedere sia i nostri ospiti e anche chi eventualmente non ha avuto modo di seguire la puntata in diretta. Allora, salutiamo il nostro Luca Aloisi. Ciao Luca, ben trovato a te per il campionato di prima categoria. Tra poco i risultati e i commenti, nonché anche le classifiche dell'importante campionato di prima categoria. Invece salutiamo in postazione ospiti anche Marco Nipitella dell'NBI, del Mister Bianco, seconda categoria. Buonasera a tutti. Siete in vetta, complimenti. Sì. Complimenti. È rimasto con noi anche Mister Musumeci, e allora subito con il campionato di prima categoria. Prima di andare a vedere le schermate, soprattutto riguardanti alcuni gironi e quindi i risultati, diamo invece un quadro su alcuni gironi che invece trattiamo in maniera un po' sommaria, perché sono veramente tanti i gironi del campionato di prima categoria. Luca. Sì, partiamo con il girone B, dove rimane solo in vetta il Ciminna, che si impone 3-1 sulla Stefanese e stacca l'Acquedolcese, che non va oltre il pari per 1-1 sul campo dell'Atletico Finale, e viene agganciata dalla Castelbuonese, che vince di misura sulla Termitana. Stecca il Casteldalcio, che non va oltre lo 0-0 a Mistretta, e viene agganciata al quinto posto dal Campofelice, che batte 3-1 il Bolognetta. Passando al girone C, torna in vetta dopo un solo turno la Sant'Angiolese, che batte per 3-0 il Bastione del Mele e sfrutta la sconfitta nell'anticipo della Futura Brolo, battuta 2-0 dall'Orsa Pozzo di Gotto, ed agganciata in seconda posizione dal Sinagra, che vince per 2-1 a Castellumberto contro la Sfarandina, mentre a un solo punto dal duo che sta al secondo posto troviamo l'Aquila Baffia vittoriosa per 3-2 a Longi. Infine il girone H è un girone condizionato dal maltempo, infatti su 7 gare ben 4 sono state sospese o non disputate per impraticabilità di campo. Nelle restanti 3 gare vittoria in trasferta per il Milena 3-2 con il Real Unione, la Libertas Racalmuto 4-2 con il Rocca Palumba e l'unica vittoria interna dell'Atletico Caltanissetta 2-1 sul Cattolica Eraclea. Non ci sono parole per descrivere la perfezione di Luca. Sempre. Noi dobbiamo guardarlo. Complimenti, perché Sono parole. L'unico che riesce a ricordare tutti i risultati della domenica calcistica siciliana, veramente. Facciamo un applauso, perché veramente se lo merita. Grazie a Luca. Allora, visto dovresti fare anche tu, dovresti imparare un po' di risultati a memoria. Sarà un po' difficile. Lezione. Allora, parliamo adesso del girone A, della zona trapanese del campionato di prima categoria. Guardiamo i risultati. Atletico Erice Donorione 0-5, Castellammare Borgata Terenove 1-1, Isola delle Femmine Sparta Palermo 3-0, a Favignana Paceco 2-2, a Fulgatore Bonaggia Sant'Andrea rinviata, a Lampedusa Calatafimi è stata rinviata. A Palermo, Stella d'Oriente, Iatina 2-1. Allora, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma tra poco lo risolveremo. Abbiamo mandato in onda la schermata del girone D, che non c'entrava niente. Vabbè, ma tu li hai ricordati quelli del girone A. A questo punto allora ci fai un commento, Luca. Sì, in testa troviamo da solo il Città Isola delle Femmine, che ha vinto per 3-0 contro lo Sparta Palermo, che dopo 9 giornate è ancora a quota 0 punti. Ha sfruttato quindi appieno il big match tra Castellammare e Borgata Terenove,
Termopoli si è concluso in parità e quindi l'Isola delle Femmine ha guadagnato 2 punti su entrambe. Stecca il Favignana che non va oltre il 2-2 interno col Paceco e perde contatto con la Vetta, mentre ancora una volta il Lampedusa non ha giocato. Stavolta la partita si doveva disputare ma è stata rinviata per impraticabilità di campo, quindi il Lampedusa, che in settimana aveva recuperato la gara col Bonaggio Sant'Andrea pareggiando 1-1, si trova ancora a dover recuperare ben 4 gare. E sono veramente tante. Rimettiamo la schermata del girone D, perché a questo punto leggiamo appunto i risultati di questo altro girone di prima categoria. Girone D, nona giornata. A Gaggi, Desport Gaggi, Furci 1-2. A Messina, Gescal, Mediterranea Nizza 2-2. A Galati Marina, Messina Sud, Pellegrino 2-5. A Milo, Milo batte Saponara 1-0. A Santa Lucia del Mela, Promende Ghibellina 2-2. A Santa Teresa di Riva, Santa Teresa Robur 1-1. A Taormina, Sporting Taormina batte Messana 4-0. Abbiamo anche le immagini dello Sporting Taormina che vince contro la squadra del Messana. Luca, un commento su questo girone? Sì, è una vittoria netta quella dello Sporting Taormina in uno scontro al vertice, perché le due squadre si trovavano tutte e due nelle posizioni alte della classifica. Lo Sporting Taormina si sapeva, ha allestito una corazzata e ha l'obiettivo di vincere il campionato. La Messana è un po' la sorpresa di questo campionato e comunque, nonostante la sconfitta, continua a esserlo perché si trova in zona playoff. Lo Sporting Taormina con questa vittoria ha scavalcato in testa il Ghibellina, che oggi è stata bloccata sul 2-2 a Santa Lucia del Mela dalla Promende, mentre in terza posizione sale il Furci che vince 2-1 a Gaggi e scavalca il Santa Teresa bloccato sull'1-1 dalla Robur, mentre continua l'ottimo campionato del Milo che batte 1-0 il Saponara ed è in sesta posizione a solo i 4 punti dai playoff. Chissà, forse vogliono cercare di arrivare anche ai playoff anche quest'anno. Parliamo del girone I, parliamo sempre del campionato di prima categoria, risultati e poi il commento di Luca. Prego. Sì, quindi per il girone E siamo arrivati alla nona giornata. A Pedara, Atletico Pedara, Real Paternò 2-2. A Bronte, Bronte, Belpassese 2-0. Ad Adrano, Cometa Biancavilla batte Valverde 1-0. A Gravina di Catania, Gravina, Maletto 1-1. A Magnace, Magniacese, Real Aci 2-3. A San Giovanni La Punta, linea di Mister Bianco 1-0. A Trecastagni, Trecastagni batte Dacca 2-0. La squadra cese espugna Magnace e vola in vetta sempre di più. Sì, Luca. Ora sono 6 punti di vantaggio sull'Atletico Pedara. Le due squadre avevano iniziato andando in fuga da solitarie entrambe, ma ora il distacco comincia ad aumentare. Infatti già in settimana l'Atletico Pedara si è visto dare persa a tavolino la partita vinta per 5-1 contro la Cometa Biancavilla, in quanto ha fatto un errore abbastanza banale. Il calciatore Ponzo è stato fatto entrare in campo nonostante nella prima parte di gara fosse stato schierato come assistente di parte dell'arbitro. Per regolamento non è consentito e quindi una vittoria per 5-1 che si è trasformata in una sconfitta per 3-0. Ora i punti di distacco sono 6 e sabato prossimo al Comunale di Cirale ci sarà lo scontro diretto e quindi per l'Atletico Pedara sarà importante non perdere ulteriore terreno in vista di dicembre, dove comunque la società già si sta guardando intorno per cercare di rinforzare la squadra e raggiungere l'obiettivo della promozione. Girone F, e qui insomma avremo modo anche di parlare con il nostro ospite mister Aldo Musumeci, amico tra l'altro di Penalty. Diamo subito i risultati così poi li commentiamo insieme a Musumeci, al nostro Luca Loisi. Abbiamo anche delle immagini tra l'altro su alcune partite. A te. A Militello, Atletico Militello, Massiminiana 2-3. A Ramacca, Junior Ramacca, Carlentini 0-5. Ad Augusta, Megara Augusta batte Castel di Judica 3-2. A Catania, Picanello, Mirabella 3-2. A Raddusa, San Conitana, San Michelese 1-2. A Catania, Sporting Barriera batte Sporting Catena Nuova 4-2. A Valguarnera, Valguarnerese Barrese 3-3.
La San Michelese è sempre in vetta con 25 punti, a seguire abbiamo lo Sporting Barriera con 21, anzi a tal proposito possono già partire le immagini della vittoria della squadra catanese nei confronti dello Sporting Catena Nuova per 4-2 e il commento lo affidiamo intanto a Luca. Un'altra vittoria dell'Aquila San Michelese che vince anche a Raddusa contro la Sanconitana per 2-1 e ottiene l'8ª vittoria in 9 gare, 8 vittorie e un pareggio, 25 punti più 4 sullo Sporting Barriera che era andato sotto in casa contro lo Sporting Catena Nuova di 2 reti e ha rimontato fino alla vittoria per 4-2 dedicando questa vittoria al calciatore Daniel Condorelli per la nascita della sua prima figlia Aurora. Steccano invece dietro sia la Barrese che non va oltre il 3-3 nel derby contro la Valguarnerese, tra l'altro raggiunta nel finale la formazione di Barrafranca, sconfitta interna anche per l'Atletico Militello che perde contro la Massimiliana per 3-2, mentre continua la risalita del Carlentini che vince 5-0 alla Macca e torna alla vittoria il Picanello 3-2 sul Mirabelle in una gara con un finale molto convulso, un gol con il portiere del Mirabelle a terra dopo uno scontro di gioco con l'attaccante di casa. Ecco, possiamo togliere le immagini della partita della vittoria dello Sporting Barriere e possiamo far vedere anche qualche immagine della vittoria comunque scacciacrisi del Picanello, no? Una vittoria che comunque serviva anche per la classifica e per il morale. Il Picanello non aveva iniziato bene in questo campionato, stava un po' risalendo, anche oggi comunque era andata sotto anche il Picanello di 2 reti, ma è riuscita a rimontare già nel primo tempo fino ad arrivare al pareggio e poi c'è stato questo gol nei minuti finali con molte contestazioni, ma comunque è stato convalidato, l'arbitro non ha fermato il gioco e quindi il Picanello ha ottenuto questi 3 punti. Allora, lasciamo queste immagini di questa vittoria della squadra catanese, nel frattempo una domanda d'obbligo a mister Musumeci. Questo Militello era partito alla grande, insomma 4 partite, 4 vittorie, anzi erano 5 effettivamente, 5 partite, 5 vittorie, poi cosa è successo? A questo punto ce la siamo posti un po' tutti questa domanda nel corso di queste settimane, tu non eri presente ma noi insomma abbiamo commentato una forse chissà crisi del Militello. No, io non penso che sia crisi, penso che sia un calo fisiologico che ci può stare. La squadra è sicuramente buona, ma punta sicuramente ai playoff, però non è in questo momento una squadra che può vincere il campionato. Può fare molto bene, come dissi io la prima giornata quando sono venuto, però necessita di probabilmente qualche aggiustamento. Sì, ma non è questo. Oggi si è perso una partita, devo dire anche meritatamente, nel senso che la Massimiliana oggi ha giocato una bella partita. Non ha rubato nulla. No, poi la puoi vincere, la puoi perdere, ma sicuramente il risultato non è bugiardo. Devo dire in questo momento che anche gli episodi insomma in qualche modo ci condizionano, perché piove sul bagnato, come si suol dire. Sì, perché domenica a Castel di Judica giochi tutta la partita in 10, meriti di vincere, vai 2-1, 2 calci di rigore contro, insomma in questo momento le cose non girano bene. Poi permettimi, scusami, sarò velocissimo, sì. Poi è anche vero che noi perdiamo 2 partite in casa, una con la San Michelese che è una squadra attrezzata per vincere il campionato, della squadra, sì, una squadra, sono stati investiti moltissimi soldi, e una oggi nello scontro diretto con la Massimiliana, quindi insomma ci sta, ci può stare, può succedere. Certo, penso Salvo, che vedo che mi chiedi la linea, forse è arrivata qualche mail. Sì, sono arrivate 2 domande per mister Musumeci, sì, mentre un'altra è per Marconi Pitella dell'NB. Io chiederei di essere veloci perché siamo strettissimi e siamo un po' in ritardo. Per adesso risponde Musumeci, poi il dirigente del Mister Bianco parlerà dopo, perché sennò dobbiamo chiudere la parentesi intanto della prima categoria. Le domande per Musumeci. Sì, le domande per Musumeci, una ha già risposto, perché l'Atletico Militello perde punti in casa. Sapete se c'è qualcosa che non gira a dovere nella squadra? E penso che già abbia risposto a questa domanda, mentre l'altra è su tutt'altro fronte, dice: mentre cosa pensa dello Sporting Barriera? Potrebbe vincere il campionato? Allora, secondo me come organico assolutamente sì, ha un organico veramente importante. Ora hanno dedicato la vittoria a Daniel Condorelli, che è un giocatore che ho avuto io, che è un giocatore assolutamente fuori categoria e attualmente so che non gioca. Il Barriera secondo me è l'antagonista della San Michelese.
Io penso di sì, poi è ben guidata da Alfio Cocivera. Quindi questo sport in barriera potrà dire la sua. Sì, investimenti importanti. È vero. Chiudiamo, l'ultimo girone che trattiamo è quello G, sempre di prima categoria, e poi chiuderemo appunto con il commento finale di Luca Loisi. I risultati. Ad Acate Sporting Eubea 3-1. A Belvedere New Team Ragusa 0-1. A Noto Netina Sporting Priolo 1-1. A Santa Croce Camerina Nuova Camarinense Marina di Ragusa 2-1. A Ragusa Orsa Ragusa Frigintini 1-1. A Pachino Batte Perscicli 4-1. A Melilli Rinascita Melillese Canicattini 3-1. La seconda squadra di Santa Croce in vetta, 15 secondi su questo girone. Sì, Luca. in vetta vincendo contro l'ex capolista il Marina di Ragusa 2-1, vittoria e sorpasso, sfruttando anche la sconfitta del Canicattini per 3-1 nell'anticipo di sabato a Melilli. In coda importante la vittoria dell'Acate che batte 3-1 lo Sporting Eubea, ora le due squadre sono appaiate all'ultimo posto in classifica. Perfetto, abbiamo chiuso quindi a questo punto il quadro riguardante il campionato di prima categoria, ci fermiamo, abbiamo l'ultimo break pubblicitario e poi grande finale con la seconda categoria e come al solito in chiusura parleremo del calcio Catania. A tra poco. Abbiamo salutato Luca Loisi e diamo il benvenuto all'altro commentatore di penalty, ovvero Dario Giuffrida. Ciao Dario, tra l'altro con te parleremo anche del calcio Catania tra pochissimo, però prima dobbiamo andare ad affrontare il campionato di seconda categoria, un campionato che ormai sta incominciando a regalare numeri e soprattutto squadre da battere. Qui vicino abbiamo un dirigente di una squadra che in questo momento è prima in classifica, l'NBI di Mister Bianco, però diamo intanto un quadro completo dei gironi siciliani di seconda categoria. Allora io comincerei con il girone A, il girone del Trapanese, dove la squadra da battere, come hai detto tu Ettore, è sicuramente Lazio Roma Calcio, che fino adesso, fino a questa domenica, ha fatto bottino pieno, 18 punti su 6 partite nelle prime di campionato. E questa domenica è stata fermata dalla Renzolo Piccolo Terrasini, una delle squadre che milita nella parte bassa della classifica, 1-1, quindi primo stop di cui ha approfittato l'Atletico Trinacria che vincendo si è portato a meno un punto appunto dalla capolista, ma dietro tutte le inseguitrici si sono fermate, tant'è vero che stiamo assistendo alla prima fuga stagionale. Le due rivali sono rispettivamente a +7 e +8 dalla terza, quindi è già un break molto importante per essere solamente alla settima giornata di andata. Girone F invece un Calatabbiano che insomma zoppica. Il Calatabbiano si è fermato ancora una volta, ultimamente la vittoria sfugge da quelle parti, 0-0 e soprattutto un Letojanni abbastanza volitivo ha imposto il pareggio. Questo ci può anche stare perché il Letojanni è quarto a pochi punti di distanza e a beneficiare di questo stop è lo Sporting Club Giardini che ha battuto la Peloro Annunziata e quindi ha raggiunto gli etnei in cima alla classifica. Subito dietro il Sant'Alessio che ha avuto ragione facilmente della derelitta Usclo Pace che ormai è ultima, staccata a un punto. Nel girone G invece il nostro ACI Bonaccorsi, parliamo della provincia catanese, insomma continua a vincere. Esatto, è un testa a testa in questo girone perché con l'ACI Bonaccorsi che è in testa a 17 punti c'è il Tremestieri del presidente Laudani a 16 e tra l'altro la gara di quest'ultimi è stata veramente pirotecnica ieri, la vittoria del Tremestieri per 5-3 contro il Città di Santa Venerina. C'è anche una gara sospesa, quella tra Libertas Cerami e Russo Sebastiano, quindi una classifica che ancora non è completamente definitiva, però sicuramente abbiamo queste due squadre in testa con il Città di Santa Venerina a inseguire a -4 punti. In coda continua il calvario dello Zafferana che è stato battuto anche dal Real Adrano. E c'è una parte bassa della classifica molto densa perché 5 squadre in 3 punti sono veramente tante. Mentre invece nel girone H, e qui poi dopo avremo modo di parlare anche con il nostro ospite, abbiamo questo NBI di Mister Bianco che seppur insieme all'Atletico Librino è in testa. Esatto, l'NBI Mister Bianco è partito benissimo in questo campionato e non lo diciamo solamente per la presenza di Marco Nipitella qui in studio, ma è stata una squadra rivelazione, possiamo dire così. Oggi è stata, anzi ieri è stata fermata sul 2-2 dal Sortino
e grazie a questo risultato l'Atletico Librino, l'altra catanese del girone insieme al D'Agata, è riuscita a raggiungerlo in testa a 17 punti. Impresa del D'Agata tra l'altro di mister Battiato, che ha battuto il Floridia per 3-0 e ha accorciato verso la vetta della classifica. La domanda la dobbiamo fare a questo punto allora al dirigente Marco Nipitella dell'NB Mister Bianco. Dove vuole arrivare questa squadra, questa società? Siamo un po' in chiusura, quindi le chiedo purtroppo di essere veloce, la rinviteremo perché avremo così più spazio per poter parlare di questa bella realtà comunque di Mister Bianco. Sì, il nostro intento è quello di, appunto, di far giocare i nostri concittadini e dare modo appunto di sfogarsi un po' la domenica. Beh, è una cosa giusta, no? Sfruttamento del territorio. È un gruppo di amici che si sono ritrovati, nel frattempo dietro c'è una società che ha un bel settore giovanile. E questo è importante, infatti me ne parlava Dario come punto di riferimento quasi della società. Il nostro punto di riferimento è proprio il settore giovanile, dove militiamo nei campionati regionali, giovanissimi allievi, e quindi man mano che escono i nostri giocatori li portate anche nelle... quelli che non trovano fortune migliori, certo, diciamo. Quindi state costruendo un bel progetto. Stiamo costruendo un progetto ambizioso nel nostro piccolo. Certo. E cercheremo appunto di dare seguito a questi propositi. Le prometto che la rinviterò perché voglio parlarne un po' di più. Chiedo scusa, siamo un po' in ritardo e sono costretto quasi ad interrompere. Mi dispiace soprattutto perché quando si parla di calcio giovanile valorizzare questo settore è sempre fondamentale. Volevo dire solo che noi già in prima squadra abbiamo 4 giovani del 94 e del 95. Di cui faccio i complimenti a Fazio che ha fatto il gol del 2-2, dell'ultima partita, ragazzo novembre 95, quindi giovanissimo, è stato determinante. Giovanissimo. Salvo, so che devi formulare qualche domanda. Sì, ci sono 2 domande per Marco Nipitella. La prima è: il pareggio col Sortino in casa non è stato il massimo, soprattutto contro una squadra che non ha molto da pretendere. E la seconda è: l'Atletico Librino si può considerare la vostra diretta rivale? Si può considerare? Allora, la prima domanda, io ero presente alla partita, è stata le solite partite, prima contro l'ultima in classifica, il primo tempo un po' così, poi nel secondo tempo appena abbiamo preso il secondo gol, stavano 2-0 loro addirittura. Merito anche agli avversari per l'impegno che hanno messo in campo, siamo riusciti a racciuffare. E questo Librino a questo punto? Io non penso che ci sia solo il Librino, ma c'è anche il Floridia, il San Paolo, che ho visto che ha fatto un'ottima prestazione vincendo 4-2. Giochi aperti. E quindi ancora è presto per dare dei referti finali. Perfetto. Però siamo lì e siete lì. Giocheremo partita per partita. Con la soddisfazione anche di Dario che vi segue con molta attenzione. È molto divertente anche il loro girone, molto combattuto. È vero. Io devo chiudere e mi scuso anche con tutti perché oggi veramente è stata una puntata pienissima, abbiamo ancora purtroppo uno spazio per allungare la nostra trasmissione dedicato interamente al calcio Catania. Colgo l'occasione per salutare in possessione internet il nostro Salvo Angemi. Oggi è venuto soltanto nell'ultima mezz'ora perché ha lavorato in redazione, perché dietro comunque questo programma c'è tanta gente che lavora con i risultati e i collegamenti. E poi mi sono sistemati i capelli. Vedo. Voglio salutare anche Aldo Musumeci, mister del Militello, che non è in crisi, ecco, lo sottolineiamo, non è in crisi e insomma prima o poi ritornerà di nuovo a essere ancora una squadra protagonista di questo girone. E salutiamo anche Marco Nipitella con la promessa di rinvitarlo perché voglio approfondire insieme a Dario il discorso del settore giovanile. Mentre salutiamo anche la nostra Giada Di Mauro. Un saluto a te Ettore e colgo l'occasione per fare gli auguri a mio padre, buon compleanno papà. E un saluto a tutti voi, ci vediamo la prossima domenica. Noi a questo punto insieme a Dario iniziamo a parlare del calcio Catania, lo faremo soltanto per 180 secondi, rimanete lì perché tra poco racconteremo questa ennesima vittoria in casa del calcio Catania. Una bellissima vittoria del calcio Catania, 2-0, 2-1, effettivamente 2-1, è stata una vittoria un po' sofferta nella prima parte, però poi alla fine il Catania ha dimostrato indubbiamente di essere
superiore. Sì, era un Catania superiore al Chievo, lo dimostra la classifica, ma anche il gioco espresso dalla squadra. È stata una prima parte di gara abbastanza strana perché alcuni dei protagonisti Almiron su tutti sembravano passeggiare per il campo. Almiron, che poi è stato il man of the match dell'incontro. Sono già partite le immagini con due reti decisive. Esatto, Maran che ha rischiato ad esempio Berghessio, ha rischiato anche Biaggianti, soprattutto Berghessio era reduce dall'infortunio rimediato. È stato un rischio esagerato, secondo me, prima. poteva aspettare ancora per metterlo in campo. A posteriori sì, anche perché si è messo un po' nei guai Maran, in quanto 2 sostituzioni già esaurite nel corso del primo tempo potevano pregiudicare la gara. Qui c'è stata una grande occasione di Gomez, è stata veramente una grande opportunità che poi non è stata sfruttata, e poi c'è questo gran gol. E poi c'è il gol di Almiron che ha preso benissimo il tempo alla difesa del Chievo, è andato a staccare di testa 1-0, dopodiché il Catania si è svegliato, ha preso definitivamente il controllo della gara, il Chievo non si è fatto vedere tantissimo. Occasione per Ducarà, tra l'altro un buon sostituto di Berghessio, è anche vero che questo ragazzo si deve fare in un certo senso, è sembrato a volte fuori posizione. E poi questo grande gol di avuto Almiron, qualche occasione. Poi questo grande gol di Almiron. Sì, Almiron, seconda rete. Tra l'altro io vorrei sottolineare una cosa, in occasione della prima rete Almiron è andato a complimentarsi con Maran, quindi tutte le polemiche in seguito chiuse, a Cagliari-Catania, all'esclusione di Almiron, sono definitivamente chiuse. C'è un finale di gara in cui il Chievo rialza la testa, si è svegliato un po' troppo tardi la squadra clivense, c'è stata un'occasione per Pellissier, un palo addirittura, e poi il gol di testa che stiamo vedendo adesso di Andreolli, quindi il Catania deve restare... Era praticamente però finita la partita. Finita la partita, però è anche vero che il vantaggio di Almiron era arrivato al 40esimo, il Catania a volte ha queste disconnessioni quando la gara sembra già aggiudicata, già controllata, che non può permettersi assolutamente. Adesso arriva il derby, no? Sabato ci sarà questo grandissimo incontro alla favorita tra il Palermo e il Catania, sarà una partita importante perché il Palermo, reduce da una sconfitta pesante a Bologna, contro il Bologna, insomma non può sbagliare, ma il Catania con questa eventuale vittoria e con questo risultato positivo che può venire da Palermo può forse, chissà, guarda, sperare... intanto cominciamo a dire che il Catania per adesso è sesto, almeno fino a domani sera, in occasione di Roma-Torino si capirà, diciamo, la classifica definitiva per questa giornata. Poi un Catania che affronterà un Palermo che ha perso diversi pezzi oltre che la partita, perché sono stati espulsi ben 3 giocatori, Uicani, Labrin e Barreto, 2 dei quali sono assolutamente dei titolari fondamentali per la squadra di Gasperini, quindi il Palermo si presenta da sfavorita, ma si gioca tra l'altro anche alla favorita al Barbera. È sempre il derby. È un derby e non si può certamente pronosticare in maniera semplice e ovvia, però è chiaro che il Catania arriva con tutte le carte in regola. L'importante, e questo me lo confermerai pure tu, che sia una partita dove ci sia la massima sportività e poi alla fine vinca il migliore. Assolutamente, speriamo per adesso che il migliore sia da questa Partelli. Benissimo, perfetto. Abbiamo chiuso anche la parentesi dedicata al calcio Catania, così come si chiude ufficialmente la puntata odierna di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento con questa trasmissione ritornerà naturalmente la prossima settimana. Arrivederci a tutti.